Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 22 gennaio, ultimo appuntamento settimanale e diamo il buongiorno anche a Francesco, ben trovato Fra. Buongiorno, il giorno che ti stacco la sigla qualche secondo prima, ci divertiamo, ti faccio diventare più virale di Diablo col bikini, guarda. E invece, è vero che in teoria lo puoi fare. Certo. Paura? Vedo che c'è un po' di paura. Vedo che c'è un po' di paura, caro. Un po' ti temo. Un po' mi temi? Un po' sì. Perché non avevo ragionato su questa cosa. Che è successo? No, niente. Sta rottura di scatole. Che ogni tanto non funziona il doppio display. Lo sai che sta succedendo anche a me? Eh. Cioè è proprio a livello di cavo. Boh, chissà. Sì, sì, è Vabbè. cavo. Va bene, al di là di questo. Oggi Quindi? Giornata 22 gennaio, non una data casuale, Fra, perché mi pare giusto iniziare col ricordo di Gigi Riva, scomparso 2 anni fa. Oggi è 22 gennaio, si è detto tanto, non si dirà mai abbastanza. Un dato importante che io continuo a ribadire è il fatto che in ogni partita del Cagliari al minuto 11 ci sia il ricordo. E questo che può essere una banalità, ma non lo è, perché comunque il ricordo in ogni partita del Cagliari di Gigi Riva dimostra, sia in casa che in trasferta, questo è importante dirlo, dimostra come il ricordo è sempre nei cuori del Cagliari, della tifoseria, di tutti, perché Gigi Riva è assolutamente il simbolo del Cagliari e di tutta la Sardegna, senza alcun dubbio. Assolutamente sì, era giusto iniziare questa trasmissione in questo modo, salutando ovviamente poi anche tutti i parenti anche di Gigi, quindi iniziando dai figli Nicola e Mauro, ma tutte le nipoti, insomma, tutti i tifosi del Cagliari, tutta la comunità e tutti i tifosi in generale, non solo del Cagliari, appunto di Riva, quindi è giusto. Tutti i tifosi di calcio, perché è apprezzato ovunque a livello mondiale. Esatto, e quindi ci sembrava giusto tributare a inizio diretta, appunto, insomma, visto che sono passati 2 anni. Già 2 anni. Un saluto grande a tutta la famiglia e un abbraccio. Detto questo, oggi avremo 3 ospiti, oggi parleremo un po' anche dell'avversario che sarà appunto la Fiorentina, un avversario che per ora è ancora lì nella zona retrocessione. Avremo Francesco Benvenuti che tra un po' faremo entrare, avremo poi Fabrizio Biasina alle 10:30 per fare un po' un discorso relativo alla lotta a salvezza, al Cagliari, al mercato, e poi chiuderemo terzo ospite Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, dove andremo a parlare soprattutto di mercato. Quindi abbiamo un po' tanti ospiti oggi per passare insieme quest'oretta, oretta e un quarto. E allora, Fra, direi di far entrare subito stai già lanciando con l'oretta e un quarto, va bene, mi piace che poi sarà oretta e mezza alla fine. Che giochi palla lunga, facciamolo entrare con molto piacere. Eccoci qua. Buongiorno. Ciao Francesco, benvenuto.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come stai? Caro Luca, sei in minoranza oggi con il Francesco, eh? Sì, oggi sono in minoranza. Però insomma, quindi comportati bene. Guarda, ci metto fidiamo già di te, Luca, ci fidiamo di te. Siamo a posto allora, direi che siamo a posto. Allora, Francesco Benvenuti, speaker di Radio Firenze Viola, inviato di Corriere Fiorentino. Fra, grazie mille per la tua disponibilità. Dicevo appunto nella presentazione della sfida contro la Fiorentina che ad oggi comunque la Fiorentina lotta ancora per non retrocedere, ha avuto un bel boost nelle ultime 4 partite, al di là del risultato, anche magari del gioco. La situazione, ieri c'era appunto il funerale del presidente commisso a New York, insomma la Fiorentina ha voluto comunque giocare la sfida contro il Bologna, probabilmente la miglior gara della Fiorentina in questa stagione. Sì, senza ombra di dubbio, direi il miglior primo tempo. Poi nella ripresa sono riemersi un po' alcune delle criticità di questa squadra, soprattutto direi ad oggi quelle ancora più evidenti sono la gestione del risultato e la gestione dei finali. La Fiorentina negli ultimi 15 minuti ha subito 8 gol in questa stagione, partendo da una fase difensiva non così eccelsa, visto che la Fiorentina in 21 giornate solo 3 volte ha mantenuto la propria porta inviolata, però soprattutto nel primo tempo si sono visti dei grandi passi in avanti che danno continuità a un periodo di passi in avanti, perché la Fiorentina ha fatto 8 punti nelle ultime 4, 11 nelle ultime 6. Chiaramente il rendimento delle prime 15 giornate con 6 pareggi e 9 sconfitte continua a essere una zavorra che, classifica alla mano, ad oggi porterebbe la Fiorentina, finisse ora il campionato, a fare lo spareggio salvezza con il Lecce. Questo ci dà anche un po' la dimensione di quelle che sono state le difficoltà iniziali della Fiorentina e che hanno riguardato tutte le figure, dall'allenatore, che poi è stato esonerato, dal direttore sportivo che poi si è dimesso, fino al gruppo squadra. Tanto nei giocatori arrivati nell'ultima sessione di mercato, tanto in quei giocatori che l'anno scorso invece avevano costruito quello zoccolo duro di cui si era tanto parlato e che però alla prova della continuità, bene o male un po' tutti hanno fallito o quantomeno non sono riusciti a mantenere quel rendimento con Palladino, e che poi l'anno scorso aveva condotto la Fiorentina al 6° posto. Perfetto. Fra? No, Francesco, il discorso sulla Fiorentina chiaramente quest'anno ci sono milioni di spunti, perché chiaramente quando una stagione è così particolare per una società che non è abituata a questo tipo di campionato, insomma, sono un po' dappertutto. È evidente che, ne parlavamo anche ieri un po' con Bibi Velluzzi, che ha seguito la Fiorentina quest'anno e anche l'anno scorso a lungo, quindi insomma qualcosina la sa. Chiaramente l'impressione è che la squadra abbia pagato tanto dazio per la scelta di Stefano Pioli, nel senso che comunque effettivamente, al di là del discorso economico, del discorso strutturale, ecco, diciamo così, chiaramente quando tu scegli un allenatore di quella tipologia, con tanta ambizione, lui e la stessa società, perché insomma non è banale la scelta di Pioli, chiaramente, poi le cose non vanno come dovrebbero. Ecco, ti chiedo, secondo te andava mandato via prima? Cioè, se si fosse mandato via prima Pioli, questa situazione così, questa crisi così acuita, ecco, come è stato nel tempo, si sarebbe potuta evitare? Guarda, io mi baso su quelli che sono stati però i risultati anche della Fiorentina nel mese immediatamente successivo all'esonero di Pioli, e i risultati non sono stati così lontani, non c'è stata una dicotomia così netta tra il periodo con Pioli e lo shock che in tanti avrebbero immaginato nello spogliatoio. Poi in tanti sottolineano le tante criticità anche da un punto di vista di preparazione atletica, e non c'è dubbio che Vanoli dal suo avvento abbia fatto una serie di valutazioni anche sotto questo punto di vista, che vanno dalle doppie sedute a tutta una serie di analisi maniacali sui dati di ogni singolo giocatore, anche per riappropriarsi un po' di quelle che potevano essere le criticità che avevano portato una squadra, una società che, giustamente dicevi, aveva l'ambizione di fare un passo in avanti rispetto alla dimensione da Conference League, che in un certo senso la attanaglia da un po' di anni, e che poi dopo qualche mese a questa parte si era invece ritrovata stabilmente in zona retrocessione. Io non credo che un esonero
a ottobre o a inizio novembre avrebbe cambiato così tanto lo stato dell'arte in casa fiorentina, perché penso che sicuramente Stefano Pioli sia uno dei responsabili di un inizio di stagione così difficoltoso, però addossare tutte le colpe all'allenatore mi sembrerebbe in questo momento un po' anche deresponsabilizzare tutto il resto, e quindi con tutto il resto dico il mercato estivo, che comunque voglio dire è stato in un certo senso anche sbugiardato da quello che la Fiorentina ha fatto fin qui in questa sessione invernale, e in un certo senso mi viene anche da dire che nella svolta di risultati dell'ultimo mese della Fiorentina il contributo del mercato estivo è veramente ridotto ai minimi termini, e non voglio neanche deresponsabilizzare i calciatori, perché posso anche accettare l'idea che ci sia stata una sorta di incompatibilità con Pioli, ma per giustificare un inizio di stagione da 6 punti in 15 partite io non voglio fermarmi, ecco, all'eventuale incompatibilità con l'allenatore, perché un gruppo squadra con calciatori di quell'esperienza e di quella qualità non può permettersi, indipendentemente dal nome dell'allenatore, di iniziare una stagione in quel modo, stagione che tra l'altro ha visto la Fiorentina offrire delle prestazioni inaccettabili anche in Europa. La Conference ci sta dimostrando che competenza, tattica e conoscenze ormai hanno superato i confini canonici del calcio, però questo non toglie nulla alla pochezza di alcune prestazioni della Fiorentina mostrate in Europa anche dopo l'avvento di Vanoli. Quindi secondo me la situazione, purtroppo per la Fiorentina, dico, è stata anche più complessa rispetto all'aver banalmente sbagliato la scelta dell'allenatore. Un'altra cosa, prima di passare a Luca poi la palla, è che una curiosità che in realtà già da un po' di tempo in realtà mi frulla in testa, è un po' la gestione dei capitani, no? Dei senatori, della fascia. Abbiamo visto nelle ultime settimane che è stata tolta di fatto a Ranieri, che addirittura adesso sembrerebbe essere anche sul mercato comunque in uscita, o comunque da quello che si legge sui quotidiani avrebbe dato l'ok a un'eventuale partenza. E anche questo secondo me comunque è sintomo di una situazione non perfetta proprio a livello gestionale, perché noi facciamo l'esempio del Cagliari, per esempio, sono 4-5 capitani fondamentalmente, no? C'è il capitano vero è Pavoletti, che però sappiamo bene gioca poco, quindi l'altro capitano, quello che gioca di più, è De Iola, che in questo momento non c'è, quindi poi ci sono Mina, Zappa, Caprile, Luperto, insomma quelli che sono un po' tutti i vari leader. Alla Fiorentina sono tanti giocatori sicuramente anche di carisma, di respiro internazionale, non solo italiani, però ecco, sembra dall'esterno che manchi poi quella vera leadership, quel giocatore che anche nel momento di difficoltà si prenda la squadra sulle spalle e la conduca. Forse potrebbe essere De Gea per quello che è il curriculum che si porta indietro, però ecco, come mai c'è questa situazione? Guarda, io penso che questo tema sia emerso quest'anno, ma che in un certo senso sia un po' così latente e soprattutto presente già da qualche stagione a questa parte, con tutto il rispetto ovviamente per quelli che sono stati considerati i leader e i senatori della Fiorentina in queste ultime stagioni. Però da un punto di vista mentale e caratteriale io ho sempre avuto la sensazione che servisse qualcosa in più rispetto a Ranieri della situazione, al Mandragora della situazione. Quando poi sono arrivati certi tipi di leader, penso a De Gea, penso a Gosens, i risultati sono comunque andati in una direzione positiva per la Fiorentina. L'anno scorso 6ª posizione, semifinale di Conference, vuol dire aver mantenuto bene o male lo standard degli ultimi anni. Poi quest'anno, quando la situazione invece è implosa, secondo me è emerso un po' anche, mi viene da dire in un certo senso, la poca autorevolezza all'interno di situazioni difficoltose da parte dei leader del recente passato. Cioè la Fiorentina sta vivendo una metamorfosi totale e quindi sono venute meno anche le gerarchie del recente passato. Da qui si spiega in un certo senso anche la scelta di cambiare capitano, anche se poche settimane prima di questa decisione Vanoli in una conferenza stampa aveva difeso quasi alla morte Ranieri e la fascia sul braccio di Ranieri. Però il calcio è dinamico, il calcio è fluido, il calcio è volubile. La Fiorentina si è trovata in un abisso inimmaginabile e io sinceramente apprezzo da parte di un allenatore anche scelte così drastiche, al punto poi da scatenare in Ranieri questa sorta di
disponibilità anche all'uscita, come a dire, se sono diventato un problema mi faccio da parte. Però penso che questa riflessione negli ultimi anni sia stata fatta un po' troppe volte all'interno dello spogliatoio della Fiorentina. Prima di Ranieri era successo con Biraghi. Un allenatore ha sempre detto all'interno delle sue conferenze che esistono le categorie. Ecco, io penso che anche da un punto di vista di leadership, di autorevolezza, di guida esistano le categorie, e una Fiorentina che ambirà qualcosa in più rispetto alla Conference, secondo me dovrà anche scegliere con un pochino più di accuratezza a chi affidare certe responsabilità. Con tutto il rispetto per Ranieri, però insomma alcuni comportamenti in campo, alcuni atteggiamenti del giocatore, ma anche alcune prestazioni, molto più semplicemente, non depongono, ecco, a favore dell'ormai ex capitano viola. Assolutamente. L'ultima per quanto mi riguarda, invece, poi davvero lascio la parola a Luca, su Parisi, perché non ci sarà a Cagliari, si è fatto male in questi giorni. Vanoli gli ha ritrovato, gli ha cucito di fatto un ruolo, no, da esterno offensivo a piede invertito che non aveva praticamente mai fatto in carriera. Vi aspettate anche questo tipo di rendimento da parte di uno dei giocatori che comunque non è stato pagato poco, ricordiamocelo, ai tempi, quando è arrivato dall'Empoli, un giocatore che forse non ha mantenuto tutte le promesse e anche le aspettative che c'erano su di lui? Guarda, leverei il forse per l'investimento che ha fatto la Fiorentina, per quello che avrebbe dovuto anche rappresentare, considerando che insomma la Fiorentina cercava all'epoca, già da un po' di tempo, un salto di qualità rispetto anche a Biraghi, o quantomeno un'alternativa di livello su quella fascia. Parisi negli anni si è adattato spesso, lo ricordo con Italiano, a fare anche il terzino destro in emergenza, e in questo momento sicuramente va apprezzato in Parisi la disponibilità che ha messo nell'adattarsi a un ruolo assolutamente non suo, oltretutto a piede invertito. Personalmente, anche prima di questo infortunio, ho sempre un po' avuto la sensazione di una situazione molto legata all'emergenza. Non a caso la Fiorentina prende Solomon, non a caso la Fiorentina prende Harrison. Ci sarà probabilmente un ballottaggio tra questi due per sostituire Parisi con il Cagliari. Però certamente all'interno di quest'ultimo mese il ruolo di Parisi all'interno dei risultati, delle prestazioni della Fiorentina non va sottovalutato, anche se secondo me molto legato all'emergenza. Quindi sinceramente mi aspetto che alla lunga, se volete un mio parere, io alla lunga mi aspetto Harrison titolare nella Fiorentina con un po' più di continuità e Solomon come carta da giocare a partita in corso, perché poi sono anche due giocatori secondo me molto diversi per caratteristiche. Però il mese di Parisi sicuramente è molto positivo. Chiaro è che questo giocatore continua a non giocare nella sua posizione e quindi forse anche in vista dell'estate qualche valutazione in più dovrà essere fatta. Mi viene da pensare anche per lo sviluppo della sua carriera. Luca. Ci sta. Andiamo un po' sul piatto caldo, Fra, nel senso che Ken, in dubbio, problema alla caviglia, probabilmente non giocherà e a quel punto la titolarità sarà Piccoli, il grande ex, quindi comunque ne abbiamo parlato diverse volte in privato. Piccoli che ha trovato una rete anche abbastanza casuale nella sfida contro il Bologna, direi casuale, non abbastanza, casuale. Perché senza comunque, abbastanza. Esatto, ci sta. È ovvio che Piccoli in queste prime partite, è vero, in generale la Fiorentina ha sicuramente tradito le attese, però probabilmente anche visto il costo per l'acquisto di Piccoli c'erano probabilmente aspettative più alte, ma forse per chi non lo conosceva benissimo, perché comunque sappiamo, insomma, già dall'annata a Cagliari, che comunque ha fatto un'ottima annata, però poteva fare sicuramente di più, le famose occasioni mancate. È una grande occasione per Piccoli, è la classica situazione dell'ex, però c'è qualche possibilità per Ken di recuperare, e in generale con un Ken, diciamo, in condizioni di giocare e un Piccoli in rampa di lancio, la titolarità è sempre per Ken. Io ti risponderei di sì. Credo che su Ken le valutazioni saranno di ora in ora. In questo momento, quindi per la diretta in corso, ti direi che ad ora Ken punta alla panchina, quindi punta alla convocazione e punta a partire dalla panchina. Poi chiaramente la partita non si disputa tra mezz'ora, quindi c'è ancora tempo per un salto in avanti anche a livello di condizioni. Questo problema se lo porta dietro alla gara col Sassuolo. Si è sacrificato, ha stretto i denti, però spesso insomma vediamo anche calciatori che per troppo senso di abnegazione poi peggiorano anche le proprie condizioni
e le proprie disponibilità. Questo è un tema particolarmente divisivo a Firenze, nel senso che io penso che in estate la Fiorentina abbia fatto due scelte un po' in contraddizione, perché da un lato adegua il contratto di Ken, quindi aumenta l'ingaggio di Ken dopo una stagione da 19 gol in Serie A, 25 in tutte le competizioni, lo rende per distacco il giocatore più pagato della rosa, giocatore che nel frattempo si era anche preso la titolarità della maglia azzurra e quindi della nostra nazionale. In seconda battuta fa un investimento su un presunto vice Ken, mancato, atteso, desiderato fin dalla stagione precedente, però facendo un investimento economico che per un club come la Fiorentina non ha nulla di sostituto. Cioè, per un club come la Fiorentina spendere 25 milioni di euro di parte fissa per un sostituto è un ossimoro, è un controsenso. Poi che cosa succede? In un primo momento si tenta l'esperimento Ken e Piccoli insieme e l'esperimento non va a buon fine. Poi emergono alcune criticità, alcuni ostacoli nel percorso di Ken, le difficoltà a trovare continuità realizzativa, qualche piccolo infortunio, quella settimana che lui sostanzialmente salta per un permesso familiare che la Fiorentina poi concede al giocatore, e si arriva ad un minutaggio crescente da parte di Piccoli che poi diciamo porta al gol segnato da Piccoli contro il Bologna, alimentando ancora una volta il dibattito, perché insomma Firenze su questo è una piazza che vive di assenza totale di equilibrio, quindi basta una singola partita per trasformare il vice capocannoniere della Serie A nell'attaccante più scarso del campionato, e in Piccoli, che comunque fino alla partita col Bologna aveva segnato un solo gol in Serie A e aveva comunque sulla coscienza tante occasioni fallite. Penso a una delle prime partite contro il Torino, la conclusione a tu per tu con Israel, un gol sbagliato con il Parma, tante conclusioni anche in Europa in cui era apparso sempre un po' timido davanti al portiere, ma non è un caso che anche l'anno scorso con il Cagliari Piccoli fosse stato fin dalle prime giornate uno dei calciatori con il disavanzo più grande tra expected goals e gol, e uno degli attaccanti con il maggior numero di occasioni create fallite. Quindi su queste sono caratteristiche e criticità che Piccoli si è portato dietro anche alla Fiorentina. Ora, in questo dibattito continuo tra Ken e Piccoli siamo arrivati a gennaio con, non dico la certezza, ma quasi, che i due siano incompatibili per giocare insieme dal primo minuto con continuità, anche perché la direzione tattica di Vanoli porta altrove. E in questo senso a me viene da pensare che sì, Piccoli sia favorito con il Cagliari per soprattutto le condizioni fisiche di Ken, però a lungo andare io continuo a pensare che la Fiorentina non possa prescindere da un calciatore che l'anno scorso ha segnato 19 gol. Il calcio è volubile, sì, ma la memoria deve ancora avere un valore, se no altrimenti sì, certo, basta una settimana per mettere in discussione tutto. Finché lo fa un tifoso io posso anche accettare, anche se mi piacerebbe ogni tanto riuscire anche diciamo a vedere nei tifosi un po' più di equilibrio, non totalmente, ma un pochino di più sì. All'interno di un gruppo squadra, di uno spogliatoio, io mi aspetterei almeno di non mettere tutto nel ripostiglio, di non nasconderlo sotto il tappeto, perché parliamo comunque di 19 gol in Serie A, non 10 anni fa, ma nemmeno un anno fa. Quindi secondo me queste sono valutazioni che Vanoli dovrà fare e penso farà con un calciatore ingombrante come Piccoli, che io suppongo sarà l'attaccante poi titolare per la prossima stagione, quando Ken suppongo verrà ceduto. Per ora ci sono ancora questi 4 mesi abbondanti di stagione e i due dovranno essere gestiti, partendo da questo elemento, cioè da un punto di vista tattico l'esperimento dei due insieme fin qui è fallito. Perfetto. Ti chiedo, che siamo in chiusura, sono le 10:26, fra la probabile formazione ad oggi, probabile ovviamente, quali potrebbero essere appunto gli 11 che sfideranno il Cagliari? Guarda, io penso che non ci sia in alcun modo volontà in Vanoli di stravolgere granché, nel senso che ormai ha trovato questo blocco che possiamo così disegnare con un 4-1-4-1, un 4-3-3, insomma alla fine i numeri lasciano un po' il tempo che trovano, sì. Quindi si va verso la conferma soprattutto per quanto riguarda la difesa dei 5 canonici, quindi De Gea in porta, Dodò e Gosens sulle corsie, Pongracic e Comuzzo nel cuore del pacchetto arretrato, Fagioli che nell'ultimo mese ha ritrovato e riunito un po' i puntini della sua carriera davanti alla difesa, come mezzali direi Mandragora e Ndur per il momento in vantaggio, anche perché poi la Fiorentina sta stravolgendo tanto, è arrivato Fabiani, è arrivato Brescianini, è una fase di metamorfosi e non credo che
considerando che poi ci sarà anche la partita di Coppa Italia col Como, sia la gara con il Cagliari, quella in cui testarli dal primo minuto, ecco, mi aspetto molte più rotazioni col Como. Gudmundsson a sinistra, vi dicevo prima, a destra io mi aspetto forse più Harrison di Solomon, ma vediamo, perché poi comunque insomma dipenderà molto anche da che tipo di settimana ha avuto Harrison con gli allenamenti, con i primi allenamenti in maglia viola, e davanti direi in questo momento assolutamente in vantaggio Piccoli, con Ken che in questo momento punta alla panchina, poi da qui al fischio d'inizio vedremo se ci saranno aggiornamenti. Perfetto, Fra, ti lasciamo 10:28, così siamo assolutamente perfetti. Grazie mille, Fra, grazie davvero. Poi ci sentiamo ovviamente in privato, ci vedremo ovviamente questo fine settimana. E grazie davvero. Grazie Luca, grazie Francesco, buon proseguimento a tutti voi. Grazie a te, buon lavoro. Ciao. Fra, ciao. Eccoci qua. Perfetto. Allora, c'erano delle... Mancio che dice: buongiorno ragazzi, Fiorentina si avvicina, un buone sensazioni del sabato, speriamo bene, comunque senza ospiti siamo rimasti, bravissimi ragazzi, grazie mille Ste, buongiorno a Mario. Luca probabilmente sul discorso di Piccoli, ma è determinante. Sì. E Davide dice: non è stato nemmeno facile per i Piccoli arrivare in una piazza più grande e trovarsi in questa situazione. Beh, è vero, la piazza di Firenze non è la piazza di Cagliari, poi anche in una situazione dove comunque i risultati non arrivano, credetemi che Firenze è un po' una polveriera. Beh, lo ha detto Francesco. Sì. Ha detto basta un risultato, è una piazza totalmente senza equilibrio, quindi insomma, se lo dice uno che la vive quotidianamente e che ha il polso, visto che poi appunto con Radio Firenze Viola fa le telefonate, messaggi, insomma. Messaggi audio. Credo che abbia abbastanza il polso della situazione di Firenze. Andrà Luca Di Leonardo, già da domani in quel di Firenze, quindi se siete a Firenze geolocalizzatelo, io vi manderò i dati del suo telefono per geolocalizzarlo, così in maniera tale da poterlo ritrovare, tenerlo sotto controllo, qualche pappina così, qualche scappellotto in amicizia, occhio però che pesa 3,5 kg Luca, quindi se glielo date, se c'è anche vento poi decolla, e quindi sì, ci sarà lui. In tutto ciò aggiungo sul discorso di Piccoli delle occasioni sprecate, occasioni mancate, insomma quello che è. L'anno scorso è stato il primo nella classifica con 25 big chance, quindi occasioni non sfruttate, dietro Moise Kean con 21. Quindi insomma, la coppia d'attacco della Fiorentina, esatto, sono i due giocatori che nello scorso campionato si sono mangiati più gol, e quindi questo è interessante. Salutiamo l'ottimo Diablo. I nuovi arrivi potrebbero già essere coinvolti. Beh, allora Dostena entra a 5 minuti alla fine se serve, mentre Sulemana io non mi stupirei di vederlo, se non addirittura titolare, quantomeno a partita in corso. Questo sì, c'è anche un tempo, magari anche il secondo tempo in tutto ciò, quindi vediamo un po'. Stiamo attendendo Fabrizio Biasin, giusto? Sì, mi avevo appena mandato un messaggio. Bene. Nel frattempo, in attesa di Biasin, abbiamo l'altro uomo più bello del mondo, ovvero Matteo Zizzola. Ciao Zizzo, ti sfruttiamo? Ciao Matteo. Cosa dici? Ciao, buongiorno. Sì, ma sfruttatemi, sì. Sono abituato a essere girare il telefono? Riesci a girare assolutamente. Il telefono? Aspetta, bravo, che devo cambiare. Aspetta. Sblocca la rotazione. Aspetta, ci sono. Eccolo. Ok. Perfetto, very, very bellissimo. Va bene. Vedo che abbiamo l'ospite, Luca. Sì, lo facciamo entrare. Fabri, ci sei? Eccomi, ciao ragazzi. Ciao Fabrizio, ben trovato. Un saluto a Fabrizio Biasin. Sono con Matteo Zizzola e Francesca Resu che ti salutano. Ciao a tutti. Grazie mille per aver risposto al nostro invito. Fabrizio, ti chiedo subito un giudizio su questo Cagliari, sul Cagliari di Pisacane. Non abbiamo avuto modo di parlarne prima. Che sensazioni ti ha dato questo Cagliari e che prospettive ci sono per questa squadra, per questo progetto chiamato Cagliari? Allora, io sono, devo dire, ben impressionato, nel senso che quando l'estate scorsa il Cagliari annuncia Pisacane,
io confesso non lo conoscevo, se no sapevo perfettamente, l'allenatore del settore giovanile, nella mia testa penso a un azzardo, no? Cioè il tentativo di fare una cosa in casa che però è un po' pericolosa, l'allenatore inesperto, messo in una squadra importante in Serie A, e quindi con tutte le incognite del caso mi immagino che potesse essere una scelta azzardata. In realtà mi è sembrata una scelta alla fine molto ben ponderata dalla proprietà, il presidente Giulini, che ha scelto di puntare su un tecnico che adesso piano piano stiamo imparando a conoscere. Mi sembra che abbia delle ottime qualità, ottime capacità di fare gruppo, ottime capacità di tenere tutti sulla stessa barca, ovviamente con gli alti e bassi del caso, perché stiamo pur sempre parlando di una squadra che non è perfetta, e però sta facendo il suo bel percorso. Quindi diciamo che questa prima fase della stagione, con il Cagliari che in questo momento, se non sbaglio, è a +5 sulla zona salvezza, con dei giocatori che stanno facendo vedere delle belle cose, mi sembra una prima parte di stagione assolutamente da promuovere. Matte? Sì, poi ho una domanda successivamente che non riguarda il calcio, però ci arrivo dopo. Intanto ciao Fabrizio, volevo chiederti del Cagliari quali giocatori secondo te, cioè quali ti hanno impressionato di più della rosa di quest'anno, e se c'è qualcuno che vedresti bene all'Inter, aggiungo, escludendo Palestra. Vi ho sentito soltanto in parte, io non so se mi avete sentito voi perché è andata via la comunicazione. Riprova, Matte. Sì, scusi. Sì, riprovo. Ciao Fabri. Mi sentite voi dicevo, sì, ti sentiamo, Sì, ti sì. sentiamo. Ti chiedevo se c'è un giocatore del Cagliari, escluso Palestra, che è una risposta abbastanza ovvia, che secondo te, cioè che ti ha impressionato e che secondo te potrebbe essere un giocatore che può fare il salto di qualità magari l'anno prossimo andando in una squadra top della Serie A, come magari l'Inter, che è la squadra che segui un po' di più. Palestra? No, scherzo. Allora, no, certamente c'è un giocatore che mi piace, adesso Palestra a parte, che è chiaramente un giocatore destinato a fare una carriera ad alto livello. Direi che bastano queste partite per capire che insomma il ragazzo è assolutamente pronto per fare una bella carriera. Però tra gli altri io continuo già da un po' a seguire Caprile, che pure intanto magari sbaglia anche in qualche partita, però mi continua a piacere molto. È un portiere che di carattere, personalità, che secondo me è destinato anche lui a una carriera di alto livello. Un altro giocatore che seguo, che mi interessa. E poi c'è la curiosità lì davanti di capire se questo, oddio, il nome faccio fatica, Kilixoi, giusto? Sì. Esatto. Se riesce ad avere i colpi, mi sembra che ce li abbia, li ha fatti vedere. Bisogna capire se poi avrà la capacità di avere la continuità che è indispensabile per stare poi ad alto livello. Se invece dobbiamo ragionare su chi mi piace guardare in campo, vabbè, quello è Gaetano, perché insomma tecnica allo stato puro, io credo che possa essere è proprio bello da vedere per chi ama il calcio. Sì, Fabrizio, intervengo io, invece ti chiedo di Sebastiano Esposito, che è un giocatore che hai seguito, che conosci bene, insomma, per i suoi trascorsi all'Inter. Ti aspettavi un impatto migliore con la maglia del Cagliari? Allora, da Sebastiano Esposito ormai lo conosciamo, nel senso che è un giocatore che ha delle doti rare, perché tecnicamente è un ragazzo indiscutibile, cioè è un giocatore che è capace da solo, quando è in giornata, di risolverti i problemi. Il problema, lo dicevo poco fa, per il suo compagno di reparto, è la continuità, e su questo lui ancora deve fare dei passi avanti, cioè gli manca la capacità di essere incisivo per 2, 3, 4, 5 partite di fila, che però è esattamente la cosa che differenzia i buoni giocatori dai giocatori di più alto livello, quelli affidabili al 100%, quelli che quando tu hai quel tipo di continuità allora puoi ambire a stare ad altissimo livello, altrimenti il rischio è che tu ti debba un po' diciamo perdere
il treno delle grandissime squadre, e su questo lui deve ancora lavorare, perché ripeto, ha delle giocate, delle partite, lo sapete meglio di me, in cui riesce a far vedere tutta la sua classe, altre dove si assenta un po', fa un po' più fatica. Luca? Fabri, ne approfitto io per chiederti un po' il discorso della lotta a salvezza, nel senso che in questa stagione ci sono magari delle squadre, vedi Fiorentina, che si sono ritrovate in quella situazione, 9 squadre nel raggio di 10 punti, una lotta a salvezza dove quasi le piccole fanno punti con le big, e quando invece ci sono gli scontri diretti c'è tanta paura, mi viene a pensare tanti risultati, tanti pareggi, tanti 0-0. In questa lotta a salvezza tu come reputi il Cagliari? Nel senso che è sicuramente una squadra giovane, un nuovo progetto, c'è il mercato, ci sono delle situazioni incostanti proprio per caratteristica di una squadra giovane, magari vai a fare punti, vinci contro Roma, vinci contro Juventus, poi pareggi contro Pisa, contro il Genoa, magari in casa loro perdi 3-0, insomma un andamento incostante. Come reputi questa lotta a salvezza? Cioè il Cagliari ha la possibilità di salvarsi, dovrà soffrire, oppure effettivamente c'è il rischio fino all'ultima giornata? Qual è la tua idea? Allora, intanto è giusto e legittimo e doveroso che questo sia il ragionamento, cioè guardarsi alle spalle, perché ripeto, il Cagliari è a più 5 dalla zona salvezza, dietro Verona, Pisa e Genoa, e quindi attenzione a tutto quello che succede dietro, ma è anche vero che se è a più 5 dalla zona salvezza è anche a meno 4 dal 10° posto, cioè l'Udinese è solo 4 punti più su, e quindi la sensazione è che insomma il Cagliari viva in questa terra di mezza con l'obiettivo della salvezza, ma anche la possibilità, dovessero ingranare le cose nella seconda parte della stagione, di arrivare a mezza classifica. Persino la Lazio non è tanto più su, quindi insomma la sensazione è che ci siano anche le possibilità e i mezzi per gestire senza troppa ansia il finale di stagione. La mia idea è che ci siano, sai, bisogna sempre fare dei ragionamenti un po' banali, però ci sono 3 squadre che sono molto più in difficoltà del Cagliari, sì, almeno 3 squadre io le vedo tutte, che sono tecnicamente meno fornite e che hanno meno organizzazione, meno capacità di fare partite. Non dico quella con la Juventus di grande attenzione, ma ho visto altre partite in cui il Cagliari ha dimostrato di avere i mezzi tecnici e l'organizzazione per poter avere un'ansia inferiore rispetto a tante altre. Quindi adesso giustamente tu parli di zona salvezza, io dico che piano piano si potrebbe avere anche l'ambizione di chiudere la stagione in zone anche più nobili della classifica. Perfetto. Matte? Sì, io volevo uscire un attimo dal tema calcistico, perché come ho visto ieri non ero presente su Alessandro Spericati e il suo bicchini post scommessa. Volevo dare un assist a Fabrizio e dargli un'occasione di chiudere una partita che è rimasta aperta a lungo, ma la fine della barzelletta di Sherlock Holmes, qual è? Guarda, non posso purtroppo raccontare la fine della barzelletta di Sherlock Holmes, perché sono stato diffidato dai miei compagni di live, in quanto, adesso vi do una notizia, prossimamente probabilmente dovrò raccontare il finale della barzelletta in una situazione live, che però non posso approfondire. Diciamo che da qui a Pasqua ci sarà occasione per arrivare al racconto del finale della barzelletta in un'occasione live, ma non posso aggiungere altro. Ok, aspettiamo l'ora di assistere, perché dopo che l'hai presentata così, chiaramente diciamo che presto avrete notizie e ci sarà il modo di raccontare l'incredibile finale della barzelletta di Watson e Sherlock Holmes. Fabri, ne approfitto per girarti un messaggio da parte del nostro utente che ci chiede: vorrei chiedere a Fabrizio chi è il più imprevedibile, l'Antonio Cassano calciatore o l'Escarco Cattaneo? Sicuramente le scalette di Marco Cattaneo, cioè le scalette di Marco Cattaneo sono puro futurismo, situazionismo, cioè praticamente è il Marinetti del giornalismo italiano.
lui tu non sai mai dove si può andare, ma soprattutto non sai mai a che ora tornerai a casa. Finisci. Esatto. Io sono tornato a casa alle 3 del mattino settimana scorsa, una roba incredibile. Però sempre con grande piacere. Quando il tempo passa in fretta vuol dire che le cose stanno funzionando. Sì. Verissimo. Fra? Molto bene. No, io per chiudere, per salutare Fabrizio, gli chiedo che seconda parte di stagione si aspetta dal Cagliari dopo questo girone d'andata e queste prime partite del girone di ritorno, con la vittoria sulla Juventus, che potrebbe dare anche uno slancio dal punto di vista della convinzione, della consapevolezza dei propri mezzi del Cagliari. L'hai detto tu prima, Fabrizio, insomma, volevo capire un po' anche secondo te come finirà la stagione del Cagliari. Allora, intanto è arrivata questa vittoria contro la Juventus, ovviamente non ci si può e deve accontentare solo di una grande vittoria, però intanto mettila lì, cioè quella è una cosa che di sofferenza, resistenza e anche di gioia e godimento, no? Quindi io credo che già quello sia un buon punto di partenza per raccontare cos'è il Cagliari in questo momento. Cioè a me sembra che a differenza di altre squadre ci sia una bella comunione di intenti, che è esattamente quello che è bello raccontare in squadre che magari non hanno le possibilità e si devono tra virgolette arrangiare con quello che hanno, e quindi io crollato il collegamento. le partite magari sono più faticose o non arrivano i risultati, però mi sembra che ci sia sempre il senso di famiglia che contraddistingue i bei progetti. Poi ovviamente bisogna provare anche a dare qualcosa in più alla gente, no? Perché dopo tanti anni di lotta in zona salvezza l'ambizione deve essere quella di crescere, ma a me piace molto quello che sta facendo Giulini, che ormai gli dà tanto e mi sembra che piano piano stia facendo crescere il progetto attraverso idee sensate. Ripeto, Pisacane all'inizio dicevo chissà cosa farà, in realtà mi è sembrata una bella scelta, quindi per risponderti io credo che il Cagliari possa fare una seconda parte di stagione certamente con un crescendo legato al fatto che è giusto guardarsi alle spalle, ma la possibilità di chiudere anche a mezza classifica non è così peregrina, detto che chi sta attorno al Cagliari non mi sembra così più forte e strutturato. Cioè, ripeto, io penso che l'ambizione di poter arrivare a mezza classifica sia esattamente quello che deve inseguire questa squadra, che tra le altre cose, ripeto, ha 3-4 giocatori che sono di un livello superiore. C'è tanto, gli altri ve li ho citati prima, mi sembra una squadra che anche attraverso il mercato, adesso torna ad Ossena a Cagliari, vediamo se arriva Cutrone, insomma ci sono le possibilità per me di avere una squadra anche più forte rispetto alla prima parte della stagione. Perfetto. Fabri, grazie davvero per la tua disponibilità, ci sentiremo più avanti. Buona giornata e buon lavoro. Ragazzi, grazie a voi, è stato un piacere, grazie mille per l'invito, è sempre un piacere. Ciao Fabri, grazie mille. Ciao, un abbraccio. Ciao ragazzi. Eccoci qua, ok. Allora. Dai, informazioni di servizio, posso restare, dai. Molto bene, molto bene. Allora, facciamo entrare l'ultimo ospite di oggi. Allora, eccoci qua. Buongiorno Nick, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Non vorrete mica venire a vincere a Firenze, no? Cominciamo subito a chiarire le cose, perché sennò qua cominciamo, io prendo e mi scollego subito. Cioè, deve vincere la Fiorentina, punto e basta, perché abbiamo bisogno di punti, dobbiamo salvarci. Siamo partiti malissimo, per cui ci dispiace, abbiamo tanta stima del Cagliari, ma stavolta non c'è soluzione, ecco, voglio dire. Guarda, mandiamo il talismano di Leonardo per quello, mica a caso. Esatto, no, ma lui è un portafortuna. Sono... Certo. Buongiorno a tutti, a parte le battute degli scherzi. Ciao ragazzi. Grazie mille, Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto il Mercato Web. Nick, è ovvio che la prima domanda deve essere necessariamente di mercato, anche perché ci hanno già chiesto... Capitolo Nicolussi Caviglia, quali sono le news? Pare che questa pista si sia raffreddata per una situazione legata probabilmente anche a un discorso del Cagliari, che comunque ha preso anche Sulemana, e pare anche nella stessa Fiorentina che insomma Fagioli in quel ruolo
è stato dato quel ruolo, cucito quel ruolo, e Nicolussi Caviglia potrebbe essere l'alternativa, senza dimenticare che il cartellino comunque è di proprietà attualmente del Venezia. Sì, allora io credo che il Cagliari dal punto di vista dell'organico sia abbastanza a posto con l'arrivo di Sulemana, con l'arrivo poi anche di Dossena. Non credo ci siano grosse operazioni da fare in entrata. Poi chiaramente tutti i club, quando si arriva agli ultimi giorni di mercato, sfruttano quello che io definisco il mercato delle occasioni. Te non sei insofferente, non vuoi stare all'ultimo tuffo, allora poi vuoi prendere in considerazione un'ipotesi alternativa, e allora lì tutti devono essere bravi con le antenne dritte a cogliere se c'è un'opportunità. Qualche giorno fa parlavo con Guido Angelozzi, che conosco ormai da una vita, perché comunque ne apprezzo le qualità come uomo, come direttore sportivo, come uomo, come addetto ai lavori, che sicuramente è stato per voi un grande acquisto, perché trovo Guido veramente una persona splendida. E gli chiedevo appunto di questa cosa, no? Fondamentalmente dell'organico, e lui naturalmente non mi ha praticamente detto nulla, no? Perché come spesso succede, come sempre, non ti possono dire nulla, eccetera. Però io al di là di tutto ho capito che sia complicato prendere Anjorin, sia complicato prendere Nicolussi Caviglia, e non c'è nemmeno questa necessità in questo momento di andare a fare delle operazioni necessariamente in entrata. Nicolussi Caviglia poi è ancora più complicato, perché c'è il prestito oneroso con diritto di riscatto con la Fiorentina, e allora il Venezia vorrebbe che naturalmente questa formula venisse rilevata da un altro club, in questo caso il Cagliari o chi per lui. Anjorin era un'altra idea per quanto riguarda il centrocampo, però fondamentalmente oggi secondo me il Cagliari si è posto nelle condizioni ideali per le quali, se c'è un'opportunità o se c'è qualcosa che può migliorare la rosa a costo contenuto, lo stanno a prendere in considerazione, ma secondo me sono nella condizione di non andare avanti adesso ad aggredire il mercato, ma di capire se c'è qualcosa che può essere utile. Questo è quello che ho percepito io nel corso anche di discorsi che ho fatto, radar mercato, no? Che comunque ti fa sapere un po' come si muovono tutte le squadre. Questo è quello che ho percepito sul Cagliari, ecco. Matte? Sì, sono d'accordo. Lui ha usato un termine un po' più elegante sul mercato, io lo chiamo il mercato del pesce, cioè stanno lì ad aspettare che arrivi le 4 del pomeriggio e poi arrivare a prendere gli scarti o comunque le occasioni. Poi c'è tutto da valutare quanto queste occasioni siano buone oppure siano come gli amici che... Però i soldi ci dovrebbero essere, 27 milioni di piccoli ci sono, no? Da qualche parte saranno stati messi. Guarda, ti dico una cosa, perché ho fatto un pezzo sul bilancio del Cagliari che è uscito venerdì scorso, e i 27 milioni di piccoli sono già praticamente considerati per tappare i buchi delle passate stagioni. Il Cagliari ha fatto 7 milioni quest'anno di meno di rosso, l'anno prima ne ha fatto 4 rotti, quindi li hanno già scritti non come numeri ma come parole, come un qualcosa che è servito per pareggiare l'assenza di liquidità, perché il Cagliari fondamentalmente a oggi sarebbe in crisi dal punto di vista economico, non fosse che hanno aggiunto questa postilla che comunque il mercato estivo ha portato fra Zorte a piccoli dei soldi, che già la situazione da settembre, quando ci sono i rilevamenti di metà stagione, poi si è considerata rosea. Sì, io credo che da quel punto di vista il Cagliari l'unica priorità che dovrebbe avere, ma una cosa che dico dall'inizio, sarebbe quella di sostituire Felici, perché gli manca quel tipo di giocatore. Quel tipo di giocatore sull'esterno, Luvumbo non lo è, quindi capire cosa potrebbe fare il Cagliari lì sarebbe importante. Quello che chiedo a Nicolò ti chiedo è sulla partita Fiorentina-Cagliari, perché è abbastanza strano, anche triste ovviamente, che questa partita capiti sempre in situazioni particolari. Dalla questione di Astori non era esattamente subito dopo, l'anno scorso c'era stata la questione di Bove e il Cagliari aveva giocato a Firenze praticamente subito dopo, e poi adesso c'è la questione del presidente commisso, quindi volevo sapere com'è il clima lì a Firenze in questo momento. Ma guarda, analizzare la stagione della Fiorentina non è semplice. Se ci pensi bene, forse l'inizio della crisi della stagione della Fiorentina è proprio la partita di Cagliari, il pareggio a tempo scaduto, no? Che il Cagliari ha fatto in quel match lì, che la Fiorentina stava vincendo, e secondo me lì, se quella partita fosse finita con una vittoria, probabilmente sarebbe cambiato anche il corso di questa stagione. Io ho questa convinzione, e da lì è cominciato un po' un tentennamento che poi ha portato la Fiorentina a essere ultima in classifica anche per diverse giornate.
spiegare un po' quello che è accaduto è molto difficile. Certo, in questi mesi di situazioni negative ce ne sono state tante, giustamente tu dicevi ora la scomparsa del presidente commisso, però la squadra, secondo me, dopo la partita, più che la partita con l'Udinese, secondo me la svolta del campionato della Fiorentina è la vittoria contro la Cremonese, il gol di Ken al 93esimo. Quello, secondo me, è il momento nel quale si è sbloccato fondamentalmente il percorso della Fiorentina. E quindi oggi la Fiorentina è in una situazione di classifica migliore rispetto alla precedente cosa che avevamo visto, insomma, in 15 giornate di campionato. Credo che il momento peggiore sia alle spalle, e la Fiorentina anche a Bologna ha dimostrato con la squadra che ha, perché secondo me anche senza il mercato la Fiorentina è una squadra che non doveva lottare per la salvezza, però le stagioni, i campionati sono strani, e quindi quando poi sei in crisi, in difficoltà, ti trovi maggiormente in una situazione complicatissima, perché non sei abituato a lottare per quel tipo di traguardo. Quindi l'ambiente oggi è un ambiente chiaramente molto dispiaciuto per la scomparsa del presidente, però la Fiorentina ha reagito. Nelle ultime 6 partite ha fatto 11 punti, è una squadra in crescita, ha giocatori forti, il mercato gli ha dato sicuramente una mano, e quindi ora l'obiettivo è riuscire a venirne fuori il prima possibile, e quindi sarà un momento non facile nemmeno per il Cagliari, credo, perché questa è una partita che la Fiorentina, insomma, sabato sarà la prima partita dopo la scomparsa del presidente commisso, o meglio la seconda partita dopo la scomparsa del presidente commisso, però la prima in casa dopo la sua morte, quindi a maggior ragione ci sarà una voglia ulteriore in più, e credo che per quanto riguarda la formazione ci sia da capire sostanzialmente se giocherà Ken o meno. Poi penso che Vanoli presenterà in linea di massima la stessa squadra, c'è questo problema fisico per Parisi, però il vero grande punto di domanda è là davanti, se giocherà Ken o giocherà Piccoli. Io ho 2 domande, Nicolò. La prima è sempre di campo, nel senso che quanto Vanoli ha cambiato la Fiorentina, secondo te, da quando è arrivato? E la seconda invece è a metà tra campo e mercato, nel senso che già insomma, da un po' di tempo abbiamo fatto questo ragionamento, soprattutto che Fiorentina, avendo problemi in campo, quindi dovendo recuperare terreno e via dicendo, ha dovuto investire tanto sul mercato, comunque ha dovuto entrare di prepotenza anche nel mercato estivo, perché comunque Fabian e Brescianini non sono sicuramente 2 acquisti da nulla. Da analista, da esperto di mercato, quanto può aver inciso anche in generale sull'andamento di questa sessione invernale avere una squadra come la Fiorentina che interviene in quel modo, sia a livello di prezzi, sia a livello di cifre, e anche di proprio di prepotenza, tra virgolette, mi viene da dire, no? Sì, che poi la Fiorentina aveva speso già 90 milioni nell'ultima sessione di mercato, quella estiva, quindi è chiaro che aveva fatto una squadra in una certa maniera, e probabilmente questa squadra non era totalmente giusta, probabilmente era in parte sbagliata, perché gli acquisti che sono stati fatti poi non è che abbiano reso tantissimo, quindi la potenza economica della Fiorentina, tra virgolette, è relativa, perché comunque la Fiorentina ha dovuto fare operazioni futuribili, perché in questo momento anche lei doveva fare prima l'uscita e poi l'entrata. È chiaro che si è impegnata con 30 milioni di già per l'estate, perché se si salva, come io penso che si salverà, è ovvio che Brescianini è un riscatto a 15 milioni legato alla salvezza, è chiaro che un'operazione come quella di Fabian è legata alla salvezza, ma intanto sono potenzialmente 30 milioni. Fanno parte di un progetto anche futuribile, perché io credo che Brescianini e lo stesso Fabian possano essere importanti per un progetto futuro. Io credo che la vera svolta sia arrivata anche nel momento in cui la Fiorentina ha deciso di prendere Paratic, perché comunque questa è una situazione che sicuramente ha portato anche a un discorso diverso per l'asset societario di quello che vedremo nei prossimi mesi. Poi per quanto riguarda il futuro della società c'è da capire cosa cosa vorranno fare i familiari di Commisso, se tenerla, venderla, portarla ancora avanti. Però si sono aggiunte una serie di componenti che effettivamente aveva bisogno di un uomo di campo importante. Cioè Roberto Gueretti è bravo, molto bravo, però si è ritrovato secondo me in una situazione molto difficile, molto complicata dopo l'addio di Pradè. Quindi sommando
l'arrivo di Paratici, che sarà ufficializzato il 4 di febbraio, sommando comunque sia che con Vanoli la squadra ha ripreso, perché è vero che Vanoli ha cambiato un po' anche il modulo, la Fiorentina ora è più portata a fare il 4-3-3, però secondo me Vanoli l'ha rimessa in sesto dal punto di vista fisico, perché questa squadra all'inizio non correva molto, era in difficoltà, aveva sempre delle problematiche, per cui c'è stata una serie di perché anche Vanoli all'inizio ha fatto fatica, non è che Vanoli è arrivato e ha assestato la Fiorentina, certo. C'è stato un percorso in cui mettici Vanoli che l'ha un po' raddrizzata cambiando il modulo e dandogli anche una scossa fisica, mettici l'arrivo in concomitanza di Paratici, l'aggiustamento anche del mercato, perché la Fiorentina aveva bisogno sicuramente di qualcosa di diverso. Queste situazioni hanno contribuito al miglioramento della Fiorentina, al netto delle cose che secondo me, anche se non fosse arrivato mezzo giocatore a gennaio, in condizioni normali la Fiorentina non avrebbe avuto bisogno di grossi interventi, magari avrebbe avuto un campionato non brillantissimo nella peggiore delle ipotesi, ma non negativo come l'ha fatto per 15 giornate, perché è veramente una cosa inspiegabile. Cioè, io ho visto delle partite della Fiorentina, io ho visto Fiorentina-Lecce, francamente non credevo ai miei occhi di vedere come una squadra di calcio non riuscisse minimamente a fare 3 passaggi di fila. Cioè, era una cosa che francamente, cioè, quando poi si stacca la spina mentalmente, poi riattaccarla non è mai facile. Nick, ne approfitto perché il tempo è tiranno, ci sono tantissime domande, vado un po'. Innanzitutto a ringraziare Magico Cagliari per la donazione, grandi ospiti oggi, tutti simpatici. Biasini dice: Carini, il grande Zizzu Zizzola, offro il caffè a tutti. Grazie mille, Tore. E allora Davide dice: se la Fiorentina si rialza, vedi Vanoli allenatore da progetto a medio termine o resterà un traghettatore per Paratici? Oppure l'altra domanda è sempre relativa a Caprile. Potete chiedere, secondo lui, vista l'ottima valutazione, il destino di Caprile a giugno, Premier o Top Serie A? Tra le per me Caprile è un portiere top, quindi a maggior ragione io so che l'Inter è in Premier, ci stanno facendo più di un pensiero. Non so se l'Inter ha in testa anche Vicario, che credo che sia un po', diciamo, un giocatore che è sempre piaciuto a Pier Ausilio, il direttore sportivo nerazzurro. Però Caprile, io ne parlavo anche con Graziano Battistini, che è il suo agente, l'ho trovato a Firenze un paio di mesi fa e gli ho detto: guarda, tu hai veramente un gran portiere, cioè stai assistendo veramente un gran portiere. Lui scherzosamente dice: lo scopri ora? No, a parte le battute. No, ma io comunque credo che sia veramente molto bravo, e l'operazione l'ha fatta al Cagliari, e Napoli giustamente aveva fatto una scelta diversa, quella di puntare su Milinkovic-Savic, e lui credo che oggi, insomma, abbia una valutazione molto alta sul mercato e che lì sia destinato veramente a un grande club. Non so se sarà Serie A, se sarà anche all'estero, perché lui potrebbe andare anche all'estero, però credo che sia veramente un portiere di livello, che ha dimostrato tutto il suo valore, e quindi io lo vedo sì, in Serie A forse. Oggi più di tutte l'Inter, se dovessi sbilanciarmi su una squadra, ma come ripeto, l'Inter per il dopo Sommer ha anche Vicario e altri nomi, e se no all'estero il Premier lui tranquillamente può andare nelle squadre più importanti. Perfetto. Nick, sono le 11, quindi è suonato il gong. Sì. Esatto. Sì, finisco da un collegamento all'altro, e quindi praticamente passo da un collegamento all'altro, e quindi voglio dire, però vabbè, con voi è sempre piacevole, insomma. Io tutto bene comunque in Sardegna per questo ciclone che è passato, insomma, è passato. Abbastanza. Io vivo in Olanda, quindi chi se ne frega. No, lo so, ma se poi c'è una deviazione, magari sbaglia lo stop, il ciclone e gira a destra, magari viene sull'Olanda, non si sa mai. Sempre meglio mettere le mani avanti, non si sa mai. Ora è in ripresa, mettiamo il peggio passato. Bene, mi fa piacere, perché ho visto delle immagini un po' in generale Sud Italia, in Sicilia e Sardegna, abbastanza, che mi hanno fatto effetto, vedere queste mareggiate non è stato per niente bello. Ragazzi, è stato un piacere. Grazie Nick, grazie davvero. Grazie a tutti voi. Buon lavoro. Ci aggiorniamo. Ciao. Buon lavoro a te. Ciao Nick, ciao. Eccoci qua. Tac. Lo mettiamo in prima linea, Matte. Eccoti qua. In tutta la sua bellezza. Faccio uno spogliarello il nostro. No, abbiamo già dato questa settimana con
No, anche perché sono nella sala del centro qua del World Trade Center, non sarebbe nemmeno bellissimo per quelli che passano qui. Diventeresti virale in 2 secondi. Posso immaginare la scena. No, Zizzo, prima di salutarti, domanda di Gabriele, che dice: bisogna capire perché la percentuale dei soci dal 40% è passata a 20%, perché si è abbassata. Spieghiamo un po' tutta la vicenda, visto che tu hai fatto appunto degli approfondimenti molto molto interessanti sul bilancio del Cagliari, anche quelle che sono poi le informazioni un po' in nostro possesso. Facciamo un quadro. Allora, è ufficiale, perché è nero su bianco sul bilancio, che la cordata americana ha rilevato il 20% delle azioni del Cagliari. A livello nominale di azioni si tratta di 1.400.000 euro più e uno meno. Questo ovviamente, come abbiamo anche scritto, non vuol dire che hanno investito per il 20% del Cagliari 1.400.000 euro, perché questo vorrebbe dire che il Cagliari vale intorno ai 7 milioni ed è una cosa assolutamente fuori da ogni logica. Il Cagliari, la cordata dovrebbe aver investito una cifra intorno ai 20 milioni, qualcosa in meno, qualcosa in più. Stiamo parlando di una cifra al netto dei debiti, perché quando si fanno operazioni di questo tipo si parla di cifra al netto dei debiti. Il valore del Cagliari debiti inclusi è più alto del totale, facendo i calcoli che potete fare facilmente: 20%, 20 milioni, anche facile, non c'è neanche da fare chissà quali calcoli per capire qual è il 100%. Il discorso del perché si è abbassato. Allora, non è esattamente così, nel senso che è vero che adesso hanno comprato il 20%, ma questo dovrebbe essere un primo passo per un futuro incremento delle quote azionarie appunto nel futuro. Perché? Perché, come è stato detto dalle parti coinvolte, l'ingresso della cordata americana è anche relativo allo stadio. Quindi, anche per una questione logica, non solo per quello che sappiamo, ma basta usare un po' di logica, difficilmente una cordata investe su una cosa partendo dal presupposto che ci sia un progetto stadio da portare avanti se questo progetto non ha la certezza assoluta. Quindi ti do una sorta di acconto, se vogliamo, entro con una parte parziale inizialmente, poi quando le cose si sviluppano in maniera chiara, allora a quel punto alzo la quota come è stato previsto a monte. Io credo, non solo credo, ma sono cose anche che abbiamo avuto modo di conoscere, che la cordata americana in un secondo momento, che non so dire temporalmente quando sarà, perché dipende anche appunto dal progetto stadio, che ha avuto le sue dinamiche che tutti ben conoscete, arriverà oltre il 40%. Una cosa simile a quella dell'Atalanta, che se non mi sbaglio adesso l'Atalanta addirittura è il 51-52 di proprietà della cordata, quindi è la cordata che ha più valore di percassi. Da questo punto di vista il Cagliari, da quel che so, rimarrà comunque con Giulini con la quota di maggioranza. Non incredibile quota di maggioranza, non stiamo parlando di un 70-30, credo che sarà intorno al 51, 52, 53 il resto della cordata americana. Questa è la situazione per come la conosciamo, ma non è solo una questione di conoscere, è anche una questione di logica che va da sé. Ovviamente si è rimasti sorpresi per il 20% scritto a bilancio, però se si guarda un po' oltre il dettaglio nudo e crudo, si può capire facilmente che è una parte iniziale che poi verrà sviluppata se le cose andranno come si pensa che dovrebbero andare. Perfetto. Molto bene. Questo direi che insomma era una precisazione doverosa, perché appunto poi quando ci sono le notizie bisogna dirlo, e niente, quindi questo è un po' il tema interessante. Poi sul discorso stadio c'è stato un ulteriore ritardo sulla presentazione poi di quelli che saranno gli ulteriori passi fondamentalmente in Consiglio Comunale, ma leggevo oggi sull'Unione Sarda che l'assessore allo sport, l'assessore comunale allo sport Giuseppe Macciotto ha detto che comunque i tempi sono ancora all'interno di una situazione di anticipo rispetto a quelli che sono appunto i termini previsti da tutto il procedimento. Vedremo anche su questo. Un po' ride la parola anticipo per la questione stadio. Sì, effettivamente sì. Fa molto ridere.
se allunghi i tempi 5 volte e poi li riduci una volta diventa anticipo sui tempi, però va bene, questo è un po' stile, un po'... la politica questo fa. La molto politica, politica. sono i termini che piace usare alle istituzioni. Come ben sappiamo, di fatto c'è un ritardo su quelle che sono le aspettative iniziali, visto che insomma gennaio sarebbe dovuto essere il mese di approvazione appunto del PEF da parte del comune, poi il passaggio in consiglio comunale per poi a marzo partire con la gara d'appalto. Vedremo se effettivamente ci sarà un'accelerazione nelle prossime settimane. Questo comunque non mette in discussione il tutto, ecco, cioè, l'importante è capire questo, che non è in discussione il discorso stadio che oramai si fa. Sarà da 30.000 posti, ricordiamo. Va bene, Zizzo, grazie. Ovviamente, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro sul mercato. Io speravo che gli Asinti desse il finale, ti raccontassi il finale di Sherlock Holmes. No, sul mercato, guarda, io la dico rapidamente, secondo me ci sono tante chiacchiere, un po' anche mosse dagli addetti ai lavori, che possono essere club, che possono essere agenti, che può essere chiunque, però nei fatti, se dovesse accadere qualcosa di ulteriore, accadrà la prossima settimana, ovviamente facendo tutti i 6 ma del caso che faranno parte del mercato, quindi il discorso Lumbo-Cutrone non è in fase così avanzata come è apparso negli ultimi giorni, ma l'abbiamo detto fin dall'inizio che si tratta di una chiacchierata iniziale, poi tutta da verificare, tutta da costruire, c'è da capire il Como, perché Cutrone è di proprietà del Como, non è di proprietà del Parma, quindi anche qui c'è un passaggio ulteriore che abbiamo visto con Sulemana creare qualche complicazione di qualche giorno. Sul centrocampo siamo sempre lì, cioè i nomi Angiorin non abbiamo mai spinto chissà quanto la situazione. Angiorin è un giocatore del Torino di fatto, ma sulla carta dell'Empoli, quindi c'è il discorso uguale praticamente di Colossi Caviglia. Su Prati io credo, e qua me ne prendo la responsabilità, che ci sia molto movimento da parte dell'entourage del giocatore, poco reale da parte dei club coinvolti. Il Cagliari su tutti. Il Cagliari Prati non è che dice Prati non lo cedo, e nemmeno dice assolutamente voglio cedere Prati. Il Cagliari dice Prati vale tot, se mi date tot ne parliamo. Fino a nessuno si è presentato con quel tot che dovrebbe essere fra gli 8 e 10 milioni, 8 e 10 milioni certi, non 8 e 10 milioni di forse poi ti torna a giugno e non ti diamo nulla. E quindi io vedo difficile che un club, va bene, De Rossi gli piace Prati, ma il Genoa non è solo per pagare l'ingaggio di Aslani, quindi come fa a tirare fuori 8-10 milioni così per Prati? Il Torino sappiamo che, almeno so da colleghi di Torino, che l'obiettivo principale è Balayan. Prati è un profilo che piace da tempo, da 2-3 sessioni, da appena il Cagliari l'ha preso, piace Prati al Torino, ma fa piacere avere, anche a me piace avere una bella macchina, ma non c'ho i soldi per prenderla, quindi bisogna vedere anche un po' l'aspetto reale della situazione. C'è il Bologna, che anche il Bologna l'abbiamo scritto credo prima di tutti, non per tirare acqua al nostro mulino, però lo facciamo una volta, che si è interessato a Prati, ma che il Bologna voleva un prestito con diritto di riscatto. Il Cagliari prestito con diritto di riscatto per Prati non lo fa, quindi fin qui poi si è letto ieri di una trattativa col Bologna ai dettagli e poi improvvisamente saltata, non si sa per quale motivo. A me non risulta nessuna trattativa ai dettagli e nemmeno saltata per chissà quale motivo. Il Bologna ha chiesto Prati, il Cagliari ha detto Prati ve lo possiamo dare a tot, il Bologna ha detto grazie, arrivederci, magari ci risentiamo più avanti. Quindi è tutto lì, Dossena Sulemana. Poi secondo me la sensazione è che una punta o un esterno d'attacco negli ultimi giorni potrebbe arrivare, abbastanza economico e senza per forza un'uscita. Di Pardo dovrebbe forse andare al Cesena, comunque si cerca un'uscita, Cavuto e Pintus probabilmente andranno in prestito per ovvie ragioni e il resto si vedrà. Matte, sul discorso del centrocampista Lagi Bamba, classe 2006, francese di proprietà del Monaco, perché ci hanno chiesto anche ieri. C'è bisogno di Bamba, no scherzo. Para bailar la Bamba. Para bailar la Bamba, sì, non solo para bailar. No, onestamente non ho risposte da dare riguardo a Bamba. L'unica cosa che posso dire è che il nome del Monaco esce ogni sessione. Come da tradizione.
sempre dalla stessa parte. Ora che il Cagliari prenda un 2006 di una squadra di Champions League, è stato scritto che è stato proposto al Cagliari, però non credo che venga gratis. Io credo che il Cagliari a questo momento per prendere un 2006 resta con me, non ha bisogno di un giocatore pronto, se proprio ha bisogno di un giocatore. Poi vorrei anche dire che a metà febbraio, facciamo anche per essere un po' negativi, a fine febbraio tornano degli Ole Foloruncio, poi ti ritrovi con 10 centrocampisti. Io non so quanto abbia senso aggiungere un altro centrocampista. Questo non toglie che possa essere fatto. Per il Cagliari ha più senso se prende un esterno d'attacco, comunque un giocatore offensivo per rimpiazzare Felici, la coppiata Felici e Belotti, andare avanti così. È un giocatore offensivo. Poi personalmente a questione di gusto non credo che Cutrone sia una soluzione ai mali del Cagliari, potrebbe essere una soluzione ai mali di Cutrone e del Parma, così come Luvumbo al Parma potrebbe essere una soluzione ai mali di Luvumbo e del Cagliari. Non credo che sposterebbe granché in nessun caso questo tipo di scambio, che ci risulta, ripeto, non così avanti come è stato scritto in questi giorni. Perfetto. Matti, io una domanda però te la devo fare, ne approfitto, sì, perché... Vai. Cioè, cosa ti aspetti dalla partita del Cagliari a Firenze? Cioè, che Cagliari sarà? Perché è veramente difficile pensare come giocherei... Shampoo, però vabbè. Ma che shampoosy! Head and Shoulders. Per utilizzare una citazione dotta. Ma che shampoosy! Prego. Vada. Che partita mi aspetto? Allora, intanto il Cagliari contro le squadre di Vanoli non ha fatto mai malissimo. È una Fiorentina diversa da quella dell'andata, ma è evidente, è cambiato allenatore, è cambiato un po' tutto, è una squadra in risalita. Va da sé che Ken sposterebbe molto la sua presenza o meno, perché conosciamo Piccolo, un giocatore che a me personalmente piace, credo che sia stato strapagato, ma questo non vuol dire che non sia un giocatore di valore, però Ken parliamo di altra cosa, proprio di altro livello. Credo che il Cagliari proverà a fare una partita meno difensiva rispetto a quella contro la Juventus, perché la Juventus la Fiorentina ti costringe meno della Juventus a farla. Poi credo, e qua mi allaccio un attimo alla partita proprio contro i bianconeri, credo che la scelta di fare una partita difensiva sia stata anche una scelta logica, perché la Juventus è una squadra che riaggredisce, è una squadra che cerca di recuperare il pallone alto. Pisacane ha fatto un discorso un po' alla Mourinho col Barcellona: se io il pallone non ce l'ho e lo lascio a te, che palloni recuperi? Cioè, come mi riaggredisci, il pallone ce l'hai sempre tu, quindi tienitelo e poi vediamo cosa riesce a fare. Si è visto la Juventus abbastanza sterile in quel contesto, non trovando spazi. Quindi mi aspetto un Cagliari comunque che possa vivere sull'entusiasmo della vittoria contro la Juventus, però è anche vero che nelle trasferte non è che stia facendo benissimo. Quindi è una prova importante, anche perché la Fiorentina, per quanto non faccia parte della lotta a salvezza, comunque poi se vince ti viene a -2, da vedere cosa fanno le altre, entra in un circolo vizioso che un po' ti spegne quell'entusiasmo dato con la Juventus. Quindi mi aspetto un Cagliari che comunque provi a giocare a pallone, di più rispetto a quanto ha fatto legittimamente, secondo me anche in maniera corretta contro la Juventus. Perfetto. Fra? No, nel frattempo sta giocando la primavera del Cagliari di Pisano 0-0 a Verona, partita abbastanza bloccata nel frattempo, insomma. Così, giusto per dare ulteriori notizie, cioè Liteta al centro del campo, quindi vedremo se poi sarà convocato per Firenze. Va anche detto che con l'arrivo di Sulemana magari qualcosa a centrocampo verrà rivisto da quel punto di vista, chissà. No, c'erano due domande di Gianluca che dice: quanto vale Idrissi sul mercato secondo voi e sarà lui il prossimo tesoretto, e che fine farà Obert? Obert credo che sia molto più possibile che esca in estate rispetto ad Idrissi, perché Obert è un giocatore che comunque ha già fatto il suo percorso a Cagliari e magari all'estero riuscirebbe a regalare una plusvalenza totale, visto che è stato prelevato a zero a suo tempo. Ha anche fatto il suo percorso abbastanza lungo. Io credo che Idrissi il Cagliari voglia puntarci passo dopo passo. Prima ha fatto il prestito, quest'anno sta iniziando a entrare nelle rotazioni, ma poi potrebbe essere una delle sorprese. Il valore di Idrissi il Cagliari l'ha dato, è superiore ai 7 milioni. Torino e Bologna l'hanno osservato ben da vicino, ma anche qui se il Cagliari chiede una certa cifra
crolla tutto. Va detto che poi quando è il Bologna con Sartori che ti chiede i giocatori, magari un club una domanda se la fa, aspetta un po' di più perché si valorizzi, perché comunque è evidente che se certi direttori sportivi ti chiedono certi giocatori, probabilmente pensi anche di averci visto bene tu, quindi tendi ad aspettare. Giusto. Va bene. Zizzo, grazie. Non ci vediamo Niente, sabato, a voi. peccato. No, non ci vediamo. Mi dispiace, questo mi dispiace. Vediamo se riesco nel post, però vediamo. No, volevo anche dirti che dietro di te sono passate un paio di persone che ti guardavano, aspettavano lo spogliarello, hanno anche aspettato, hanno preso qualche secondo, però visto che non ti toglievi la felpa e sono andate dritte. Allora... sono andate via, sì, posso fare. Ciao Zizzo, grazie, buon giovedì. Ciao. Buon lavoro. Buona giornata, ciao, grazie altrettanto. Ciao. Ho temuto stessi veramente tirando via la felpa. Ci siamo, 11 e 17, hai visto? Che ci siamo? Perfetti. Bene. Non penso che Sulemana sarà titolare, non penso, poi non si sa mai, però è difficile anche perché non gioca da tanto tempo Sulemana. Lui deve proprio ritrovare il ritmo partita, non ce l'ha assolutamente. Allenamento sì, ha detto che sta bene, è sicuramente molto carichissimo, come si suol dire. Caricatissimo. Bellissimo. Caricatissimo. Quindi bisogna vedere, lo convocherà sicuramente, però penso che sia difficile che possa partire titolare. Mentre Gianluca chiede, quindi gioca Rodriguez e non Mina? Bisognerà capire anche quale sarà se Mina sta bene gioca. Questo mi pare che sia quasi scontato. Eccolo qua, il mio compagni e tutta la squadra. Sì. Quali sono le tue sensazioni? Sono caricatissimo. Ecco. Grande Sule, sono caricatissimo, epico. Questa resterà certamente nella storia. Vedremo che tipo di formazione metterà in campo Pisacane. Certo, questo 4-3-3 della Fiorentina bisogna un po' capire. Che poi è mascherato. Anzi, adesso sarà un po' più 4-3-3, no, adesso ce li ha gli esterni. Non c'è Parisi, quindi gioca. Sì, o gioca solo, ma non gioca. È difficile. Harrison non ha ancora giocato, non lo so, e poi magari lo butta al primo minuto. Non lo conosco, ma lui conosce te, ricordatelo, questo. Lui conosce te. Allora, siccome Luca domani andrà presto, già da presto a Firenze. Dall'alba al tramonto. Quindi praticamente abbiamo già convenuto 4-5 video di racconto di questo weekend fiorentino. Lo manderemo a quel paese, al Viola Park a fare 2 immagini da lì, insomma. In ogni video però appunto dovrà avere il panino con Lampredotto, cioè ogni video sarà con un diverso panino, quindi con 5 panini con Lampredotto e ovviamente la sfida sarà non sporcarti, caro Luca, non sporcarti, anche perché lo spazio e salsa verde. Lo spazio nello zaino è veramente ristretto, quello è un problema. Non avevo ragionato da questo punto di vista, vabbè, ma nel caso mi vedrete uguale, non vi offenderete. Puoi comprarti le mutande a Firenze e lasciare. No, vabbè, quello no, non è quello. È stato fatto anche quello in passato, quindi volevo portarmi 3 paia di scarpe, 2 giubbotti, 3 maglioni, ma effettivamente non ci sta. Ma per fare che cosa? Per cambiarmi. Per fare la sfilata a Palazzo Pitti, non ho capito. Cioè, vado con Ken, il defilé, non ho capito, non capisco il senso di questa tua scelta. Va bene, ognuno ha i suoi le sue idee, i suoi problemi. Esatto. Chiedi a Mina che ancora le mutande di Jonathan David, dice Gianluca, e notare che io l'ho letto così, come se fosse un marchio. C'è un marchio di mutande, le mutande Jonathan David, può essere una roba francese, così visto che si parlava di moda. Va bene. Dette queste fesserie, direi che possiamo anche salutare abbondantemente, visto che sono le 11:21. Io devo anche chiamare l'assistenza dell'auto per capire a che punto è
la situazione della mia macchina. Sì, panino da Alex Burger. Va bene. Alex Burger, no, quello era un'altra. Va bene. Chiudiamo. Ringrazio che non c'era Roberto Pinna oggi, perché sennò sarebbe finita veramente malissimo, con l'ingiogazzo di Robby ben noto ai più. Finita 0-0 la primavera, fammi controllare. Primo tempo. Alex Burger, sì, 0-0. Cagliari di Zola. Esatto, proprio lui. Proprio lui. Va bene. No, io in realtà poi avevo fatto la domanda a Niccolò Ceccarini su Parisi. No, Niccolò. Sì. Benvenuti. Francesco Benvenuti, sì. No, Ceccarini. Per il fantacalcio. Perché ricordiamo che a fine mercato reale apre il mercato di Fanta 131. Sì. E comunque sai, Parisi poteva essere interessante perché un difensore che gioca ala, gioca nel tridente offensivo, tipo Balestra, diventava interessante per il Fanta 131, no? Sì, vero. Probabilmente l'hanno anche aumentato a livello di valore, però adesso si è infortunato 3 settimane. E quindi il problema non si pone. Mi pare che bisogna prendere giocatori magari Harrison magari. Non lo conosco, quindi non so come sia realmente, quale sarà l'impatto. Io lo so che tu volevi João Pedro. Ma l'hai anche detto. Mentre mi piace tanto Fabian, secondo me è un bel acquisto. Sì, non credo che costerà poco però. Però forse non l'hanno... Ma sarà titolare? No, è quello che non si sa, perché mica giocano con Brescianini, Fabian e Fagioli. E chi rientra? Non entra nessuno. Dimentichi anche Mandragora, peraltro. Per dire, capito? Cioè, poi hai davanti Ken, piccoli, poi agli esterni chi gioca? Vabbè, Ndur tanto non sarà più titolare, credo che questo sia abbastanza chiaro. Io invece ti dico... Poi che Ndur sarà titolare? Secondo me Brescianini e Fabian insieme non giocheranno, quindi può essere uno o l'altro. E dall'altra parte Ndur Mandragora si gioca all'altro posto, che Fagioli non lo tolgono più. Questo Fagioli non lo tolgono più. Sono anche giocatori diversi. Fagioli organizza. Però in teoria Fagioli doveva fare la mezzala, in teoria. Che poi non lo sapeva fare, l'hanno messo anche trequartista, l'hanno messo anche a supporto della prima punta. Insomma, un po' quello che avevamo fatto con Bove lo scorso anno, però Bove è un altro tipo di giocatore. Quindi la mia idea è che Brescianini e Fabian non saranno titolarissimi, ti dico questo. Quindi non andate a spendere l'impossibile. Poi magari mi sbaglio, attenzione. È una mia personale, fine. Ma infatti io parlavo di Parisi, tu hai iniziato a parlare di Fabian e Brescianini. No, stavo parlando degli acquisti. No, però vedo Parisi che segui comunque... un filo logico nel discorso, effettivamente abbastanza chiaro, apprezzabile soprattutto da tutti i nostri... ti sei messo piccolino? Vabbè, cazzo ci posso fare. Guardi che posso sempre fare così, non è che... Va bene, ragazzi, grazie. Chiudiamo questa settimana di Buongiorno 131, ricordando che stasera non ci sarà il Fanta 131. L'abbiamo fatto ieri. Abbiamo anticipato di un giorno, sì. Uscirà il video delle probabili formazioni. Uscirà presumo stasera oggi. Luca Di Leonardo andrà da Mazzitelli, quindi ci racconterà un po'. Sentiremo anche le parole di Mazzitelli post gol con la Juventus. Domani invece giornata di vigilia sia del Cagliari che della Torres, quindi ci sarà sia appuntamento con la Torres che con la vigilia del Cagliari, con i contributi da Firenze nel cui presente Luca Di Leonardo, e quindi insomma l'avvicinamento al weekend prosegue come sempre senza sosta su Buongiorno 131. Grazie al mitico Tore che anche oggi grandissimo, ci ha offerto il caffè, quindi sei obbligato, caro Luca, a offrire il caffè a Ceccarini e Benvenuti come si chiama? Al Franchi, all'intervallo prima della partita, vedi tu, visto che ci sei, glielo offrire da parte nostra. E niente, quindi appuntamento con Buongiorno 131 nuovamente lunedì ore 10 per commentare Fiorentina Cagliari e tutti i risultati del weekend dello sport sardo. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao.
Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna a voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.